Bene, un buongiorno, un benvenuto a tutti, un ringraziamento speciale a Luisella Pavan-Wolf che ricordiamo tutti con sincero affetto e riconoscenza per l'impegno profuso come direttrice dell'Ufficio Italia del Consiglio d'Europa qui a Venezia. All'ambasciatore Umberto Vattani, già segretario generale del Ministero degli Affari Esteri e attuale presidente della prestigiosa Venice International University. Un benvenuto anche al presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, Silvio Busaferro. Un ringraziamento speciale infine a Nelly Elena Vanzan Marchini, curatrice di questa esposizione che si appresta appunto a breve a presentare tra un paio di settimane nella prestigiosa Biblioteca Marciana la sua ultima fatica, il suo studio sulla nave dei Folli nel bacino di Piazza San Marco, volume che arricchisce la sua vasta, articolata bibliografia, sintesi di un impegno profondo nella ricerca e studio dei sistemi sanitari nella storia, con particolare riguardo a Venezia. Peraltro protagonista della nostra esposizione a Palazzo Ferrofini. Anche il ministro della Sanità, Orazio Schillaci, ha voluto fare i suoi complimenti alla nostra curatrice con una lettera di cui cito due passaggi. Sapientemente curata dalla professoressa Nelly Elena Vanzan Marchini, alla quale esprimo il mio apprezzamento, scrive il ministro Schillaci, la mostra che viene inaugurata oggi celebra un evento cruciale non solo per la città di Venezia, ma per la storia della sanità nazionale e internazionale. Aggiungendo poi, come testimonia questa preziosa esposizione, la scelta del Senato della Repubblica di Venezia di istituire il primo lazzaretto della storia in piena pandemia di peste ha segnato l'avvio di un modello di politica sanitaria che avrebbe inciso profondamente sulla nascita della sanità moderna, ponendo la tutela del benessere della popolazione sopra ad ogni altra cosa. Un principio che come medico e ministro della salute sono impegnato a difendere e a valorizzare. Parole importanti che dimostrano una cosa: innanzitutto il valore della cultura nella definizione delle scelte della politica. Nella prima seduta del Consiglio regionale del Veneto, il 6 luglio 1970, più di una voce sottolineò come la neonata regione fosse erede della grande storia repubblicana di Venezia. E in effetti, e non senza ragione, per quanto riguarda la sanità, per molti aspetti noi continuiamo l'impegno che già fu della Serenissima per la promozione e tutela della salute pubblica, forse come mai avvenuto nella storia. Una veneta, Tina Anselmi, fu ministro che istituì il sistema sanitario nazionale e il Veneto fu la prima regione ad avviare l'applicazione di quella rivoluzione. La sanità veneta da allora è stata un esempio positivo non solo a livello nazionale, esempio rimarcato proprio nell'ultima pandemia, grazie all'impegno straordinario profuso da tutto il sistema sociosanitario, anche dal Consiglio regionale, che non ha mai chiuso i battenti, anzi continuò i suoi lavori. La pandemia non sconfisse né fermò la democrazia. Ringrazio anche l'assessore Manuele Lanzarin per il lavoro fatto in quegli anni, purtroppo. L'intero Consiglio regionale affiancò attivamente la struttura sociosanitaria, collaborando con l'assessorato e le varie AS. È giusto dunque che questa mostra sia ospitata qui oggi, nella Casa dei Veneti, nella sede dell'Assemblea legislativa regionale. Ecco perché idealmente e nel mio cuore dedico questa mostra sulla lotta alle pandemie alla figura di Claudio Sinigaglia, cattolico democratico padovano, consigliere regionale del PD, da sempre impegnato sul tema della sanità, che nonostante il male che lo stava minando durante la pandemia non si è mai risparmiato e ha sempre svolto il suo lavoro. Il 12 ottobre saranno 3 anni da quando ci ha lasciato e la sua memoria, la sua lezione sono ben vive come è viva e di straordinaria attualità la storia e il rapporto tra la salute pubblica e Serenissima, di cui appunto questa mostra offre un saggio inestimabile. Troverete analogie impressionanti con i nostri giorni, con editti che anticipano con molto buon senso i nostri urgenti di PCM o l'invenzione del Green Pass, oppure il distanziamento fisico. La logica dei lazzaretti, ma soprattutto quel ruolo di informazione e divulgazione per allertare anche nazioni o stati non esattamente amici, ben sapendo che davanti ai morbi mortali o ci si protegge tutti oppure tutti rischiano di essere travolti. Pensate a quante vite forse si sarebbero salvate se la Cina avesse condiviso i dati e la realtà del fenomeno in atto
Guardati da chi non si guarda, per rammentare un motto che la nostra Nelly Van Zammarchini ha scelto come titolo di un suo studio straordinario che sta alla base della mostra. Concludo. Un tempo i visitatori che arrivavano a Venezia entravano in città dalla sua vera porta, il bacino di San Marco, che il genio del Palladio avrebbe trasformato in una grande piazza acquea. Si trovano davanti, oltre che all'immancabile nave dei Folli, di cui la nostra autrice ha approfondito la storia con il suo ultimo libro, dicevo, si trovano davanti a Palazzo Ducale, simbolo della politica, di fronte a quella biblioteca marciana, simbolo della cultura, e quindi il Palazzo di Sansovino della Zecca, di solito impianto, simbolo della moneta veneziana. E infine, l'edificio forse più di impatto visivo, il Palazzo della Magistratura della Salute, pilastro dello Stato veneziano. Ecco oggi appunto, ecco che Elena Nelly Van Zammarchini ci dà le chiavi per entrare in quel palazzo che per secoli ha diretto la salute pubblica non solo di Venezia ma anche del Mediterraneo e oltre. Da quel palazzo guardiamo al domani con impegno a difendere sempre meglio la salute di tutti. Andiamo con gli interventi che introducono la mostra, quindi chiamo Simone Venturini, assessore Comuni Venezia, delegato al sindaco, a portare il suo saluto. Prego, assessore. Grazie Presidente, è sempre un onore essere qui e ringrazio la Regione, lei ovviamente, l'assessore Lanzarini e tutta la squadra che in questi anni e in questi giorni sta lavorando anche e soprattutto sul tema della sanità, che è una delle principali competenze delle regioni. Sappiamo benissimo che l'invecchiamento della popolazione ci pone tutta una serie di sfide che devono essere affrontate insieme, sapendo ascoltare ovviamente la scienza, sapendo ascoltare tutte le persone che hanno competenze e valutando anche il tema delle risorse e dell'economia. Partiamo da questa esperienza e vi ringrazio per aver offerto questo carotaggio sulla storia di Venezia dal punto di vista sanitario, e averlo fatto con la professoressa Van Zammarchini ovviamente è motivo di sicurezza e di garanzia sulla qualità dei suoi lavori e sulla qualità di questa mostra. E questo carotaggio, questo viaggio nella storia ci offre sicuramente molti spunti anche per approfondire e analizzare con nuove lenti anche il presente che stiamo oggi vivendo. Sicuramente la Repubblica di Serenissima ha offerto molte innovazioni in campo scientifico, in campo economico, ma ha soprattutto offerto dei metodi per affrontare i problemi prima che trovare le soluzioni. Un metodo improntato al pragmatismo, un metodo improntato all'ascolto delle persone capaci di fare, alle competenze tecniche. Pensiamo solo quanto è importante per la Repubblica il lavoro di cartografia, quanto è stato dettagliato il lavoro di costruzione delle navi. Ecco, la scienza e la tecnica avevano un'importanza straordinaria nella Repubblica Serenissima, e il pragmatismo ha consentito di affrontare tutta una serie di sfide e di emergenze, tenendo in considerazione non solo i valori assoluti, ma mettendoli sempre in relazione con altri valori altrettanto importanti. Anche nel tema dei lazzaretti c'era il bilanciamento tra l'interesse sanitario di mettere e controllare le persone che verificassero il periodo di incubazione, dall'altra parte però anche il tema economico, come non bloccare i commerci e i traffici, e tutte le soluzioni della Repubblica poi erano un bilanciamento di interessi che consentivano di arrivare a questo obiettivo. Ecco, questo metodo forse va ancora oggi approfondito, ancora oggi fatto nostro a livello nazionale e poi a livello locale per affrontare i problemi, per affrontare tutta una serie di sfide che il futuro pone, superando l'ideologia, superando i no e i sì assoluti, andando invece anche a vedere in un lavoro più complicato, sicuramente meno facile, quali possono essere le soluzioni, quali possono essere i compromessi, quali possono essere le risposte politiche da dare, ascoltando però la tecnica, ascoltando la scienza, ascoltando anche il buon senso e il pragmatismo, cose che la Repubblica ci ha insegnato in questi secoli di vita. Quindi davvero grazie per questa possibilità di approfondire questo pezzo di storia, e grazie anche per lo spunto al presente e al futuro. Grazie. Grazie a Simone Venturini che appunto ci ha portato i saluti del sindaco Brugnano. Luisella Pavan-Wolf, grande collaborazione sempre con lei su tantissimi campi, è veramente stata per il Consiglio regionale della Regione Veneto un'interlocutrice nel Consiglio d'Europa di assoluta affidabilità e sempre collaborazione. Prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutte e a tutti.
L'Europa non poteva mancare all'inaugurazione della mostra curata dalla professoressa Vanzan Marchini, e questo per vari motivi. Innanzitutto perché questa esposizione ci racconta di vicende che non sono solo veneziane, e dico solo tra virgolette, perché tutto quello che è veneziano non è mai solo veneziano, è profondamente internazionale. In questo caso sono vicende profondamente europee. Il diffondersi della peste, le conseguenze sanitarie, ma anche demografiche, economiche, sociali di questo flagello costituiscono uno degli eventi più importanti della storia d'Europa, e vanno anche al di là del nostro continente, perché la peste, ricordiamolo, arrivò dal mondo islamico, dall'impero bizantino, dall'estremo oriente. Da molti la peste viene considerato uno spartiacque della storia europea, il simbolo della crisi del Medioevo. Peste e malattie a carattere epidemico hanno lasciato un'impronta profonda nella cultura, nell'arte, nella mentalità dell'Occidente. La paura della malattia e del contagio diventa paura degli estranei, del diverso, diventa ricerca di capri espiatori. Il terrore della comparsa di un morbo sconosciuto e incurabile, lo studio di misure per contenere l'epidemia sono eredità profonde, con le quali facciamo ancora oggi i conti e che la recente pandemia ci ha fatto rivivere. Mentre la scienza medica non aveva risposte, sotto gli attacchi ripetuti delle epidemie fu chiaro alla Serenissima che era necessario circoscrivere la peste con misure collettive. Si cominciò a raccogliere metodicamente informazione sui paesi contagiati, si organizzarono periodi di quarantena, si costruì, è stato già ricordato, quello che fu il primo lazzaretto al mondo. Il modello sanitario veneziano di controlli, di prevenzione, dall'inizio del XVI secolo produsse strutture portuali specializzate nell'allontanamento, nell'isolamento di merci e di passeggeri. E qui nuovamente la dimensione europea si afferma. Il modello veneziano di controlli e cordoni sanitari viene esportato nei maggiori porti del Mediterraneo occidentale. Il modello dei lazzaretti viene replicato dalla Serenissima lungo tutta la costa dalmata, le isole Ionie fino alle bocche di Cattaro, per controllare il movimento di uomini e di merci provenienti dall'entroterra turco. Secondo motivo dell'interesse delle istituzioni europee per questa mostra è che nasce a Venezia il primo sistema sanitario pubblico. Il Consiglio d'Europa, l'organizzazione che ho rappresentato qui a Venezia per 9 anni, ci dice che abbiamo tutti e tutte un diritto inalienabile alla vita, ma non a una vita qualsiasi, a un'esistenza dignitosa. E questo vuol dire accesso alle risorse, al cibo, all'acqua, all'istruzione, ma vuol dire anche protezione della nostra salute. E in parallelo a questo diritto umano fondamentale, individuale, esiste il fondamentale dovere dello Stato di tutelare la salute dei cittadini tramite sistemi pubblici appropriati. Un primo nucleo di tutto ciò prende corpo a Venezia per proteggere cittadinanza e commerci dal flagello della peste. Per questi motivi, ma anche per la collaborazione che ha visto in questi 10 anni di vita del Consiglio d'Europa qui a Venezia, la collaborazione tra l'organizzazione che rappresenta democrazia e diritti umani in Europa e il Consiglio regionale del Veneto e la città di Venezia, mi è particolarmente gradito essere qui oggi e ritornerò a Venezia il giorno della presentazione dell'opera di Vanzan Marchini, La nave dei condannati e folli davanti al Palazzo dei Dogi,
perché Strasburgo mi ha chiesto di continuare a rappresentarlo in questo periodo di interregno. Il mio successore non è ancora stato nominato, di continuare a rappresentarlo a una serie di eventi di prestigio come quello di oggi e come la presentazione del libro di Vanzan Marchini il 20 di settembre alla Biblioteca Marciana qui a Venezia. Ringrazio tutti e auguro buona visita a tutti quanti. Grazie infinite. Chiamerei qui Umberto Vattani, attualmente presidente della Venice International University, ma persona che ha fatto la storia della diplomazia a livello italiano e anche oltre. Prego. Per me è un grande onore trovarmi qui tra voi in un'occasione così importante come questo anniversario. Sì, volevo ringraziare tutti, in particolare il Presidente del Consiglio regionale per avermi invitato qui. Considero un onore prendere la parola su un tema così importante come un anniversario che risale al 1423. Ora, mi fa molto piacere che questo avvenga alla presenza del Presidente Silvio Brusaferro, perché l'Istituto Superiore della Sanità è non solo a Roma, ma ha organizzato a Roma un'importante presentazione di un libro di Nelly Vanzan Marchini, Guardarsi da chi non si guarda. E vorrei ringraziarlo ancora per aver portato nella capitale il problema della sanità, rilevando come la supremazia di Venezia sia indiscutibile in questo come in tanti altri campi. Ora, devo dire che le parole dell'ambasciatore Luisella Pavan-Wolf ci ricordano che noi siamo in Europa, ma lo siamo sempre stati. La differenza tra noi e gli altri è che Venezia ha cominciato prima degli altri paesi a stabilire con l'impero ottomano, cioè l'Oriente, dei rapporti che non erano soltanto rapporti conflittuali. L'impero asburgico ha fatto la guerra più volte, 7 volte all'impero ottomano, ma non per questo ha avuto poi dei rapporti di collaborazione come li ha avuti Venezia. Venezia gli ha fatto anche lei la guerra 7 volte, ma ha avuto anche 7 anni in cui i rapporti sono stati di collaborazione tranne che in questo campo, perché in questo campo il turco, riflettendo alla sua religione, pensava che questi danni dovuti alla peste fossero mandati da Allah e quindi rimaneva perfettamente passivo di fronte a questo, cioè non si guardava, per usare il motto del magistrato alle acque. Mentre Venezia non solo sapeva come fronteggiare l'emergenza, ma soprattutto ha inventato una vera e propria politica di prevenzione. E questo è un problema veramente che andrebbe sottolineato. Perché? Perché non basta prevenire, devi crearti gli strumenti, deve esserci la volontà in qualche modo di affrontare prima che l'emergenza si verifichi il male. Bene, ci voleva un'istituzione, ci voleva un magistrato alle acque, creato nel 1468. Stiamo parlando di epoche anteriori alla scoperta dell'America. E voglio dire come allora l'unica repubblica, perché le altre erano principalmente monarchie, per cui si preoccupavano relativamente poco delle loro popolazioni, si trattava soggetti, non oggetti della loro politica, non soggetti. Mentre la Repubblica ci teneva, tra l'altro stava su delle isole in mezzo al mare, non poteva permettersi in qualche modo di far sì che si diffondessero questi problemi. Quindi ha stabilito prima di tutti gli altri. Ora io mi sono chiesto tante volte, ma Lazzaretto da dove viene? E grazie a Nelly Vanzan Marchini ho scoperto che apparentemente viene dall'isola di Santa Maria di Nazareth, dove fu creato il primo lazzaretto,
E allora, come detto dagli stranieri, gente che storpiava le parole, Nazareth è diventato Nazaretum, e Nazaretum, Lazaretum, insomma, qui e lì. Quindi, qual è il problema, a mio avviso? Il problema di questi anniversari. Come far fare in modo che Venezia, per queste sue straordinarie, questi primati che la pongono al di sopra di tutti gli altri paesi, per non parlare delle città che sono di meno, come possiamo fare in modo che la nostra voce vada al di là dell'ambiente veneziano? Perché siete bravissimi a organizzare questi anniversari. Devo dire, le mostre che vedo qui a Venezia sono una più affascinante e avvincente dell'altra, ma dobbiamo andare al di là. Per questo quello che diceva Luisella Pavan-Wolf è importante. Noi dobbiamo approfittare del fatto che abbiamo alla guida del Ministero del Dicastero della Salute Orazio Schillaci, che fino alla sua nomina era il rettore di una delle università degli Atenei romani che fanno parte della Venice International University. Noi gli abbiamo fatto i rallegramenti, vedi, essere alla Venice International University porta fortuna, perché il rettore della Tor Vergata appunto adesso è nel governo e può svolgere un'azione in campo sanitario davvero importante. E noi gli diremo, visto che ha mandato un così bel messaggio che il presidente Giambetti ci ha voluto leggere in parte, cosa vogliamo fare? Vogliamo che lui lo porti a Bruxelles. Noi vogliamo ribadire il ruolo di apripista totalmente pioneeristico che Venezia ha in tanti campi portato avanti. Non siamo capaci di diffondere queste notizie così come siamo capaci di fare tante altre cose. E quindi per questo motivo la presenza a Venezia della Venice International University, che ha 20 atenei di tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, alla Cina, dalla Russia al Sudafrica, con Tel Aviv, con la Francia, la Germania, l'Inghilterra, 20 atenei che lavorano insieme. Non facciamo scambi di studenti, non invitiamo un professore ogni tanto, noi creiamo i programmi su temi globali come la sostenibilità insieme e vengono a insegnarli coloro che l'hanno proposto. Quindi abbiamo un senato accademico di tutto rispetto, perché ci sono quelli con gli occhi a mandorla, ci sono quelli che vengono dal Nuovo Mondo, quelli che vengono dall'Africa e così via. Ecco, volevo dire, perciò siamo una cassa di risonanza e la nostra posizione qui a Venezia non è tanto di mantenere, come facciamo del resto, i rapporti con le autorità locali e con le istituzioni culturali che qui a Venezia sono veramente uniche al mondo, ma dobbiamo fare in modo che questo primato di Venezia in tanti campi vada avanti e sia sempre più diffuso nel mondo. Concludo con una parola. Si parla moltissimo di sostenibilità. Quando la vai a definire, vedi tante definizioni, ma nessuna che colpisce nel segno o colpisce il bersaglio. Perché? Perché in realtà la sostenibilità è quella di cui stiamo parlando oggi, cioè di non affrontare l'emergenza, di fare uno sforzo di previsione e quindi di prevenzione, ma al quale si deve accompagnare una volontà reale di fare. Tutti noi siamo in grado di prevenire, anche Cassandra prevedeva il futuro, ma non è successo proprio niente, non è stata ascoltata da nessuno, per cui Troia è caduta sotto i colpi dei greci. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che questa parola sostenibilità diventi a Venezia, con l'aiuto di quegli esempi che Nelly Vanzan Marchini mette a nostra disposizione per la salute, ma che possiamo moltiplicare nel campo della stampa. Ma come avrebbe fatto Venezia a moltiplicare le fedi, cioè i passaporti sanitari, se non avesse avuto i più grandi tipografi del mondo? E qui come Aldo Manuzio che è nata l'editoria, non certo in Germania a Magonza con Gutenberg, perché Gutenberg ha inventato il torchio, ma l'editore vero, il primo editore è nato e ha iniziato a Venezia col libro tascabile, con la punteggiatura, col corsivo e così via. Quindi io mi auguro che questo anniversario ci offra anche lo spunto
di portare sempre più fuori, al di là della Serenissima, al di là del nostro paese. È per questo che la presenza del professore Silvio Brusaferro è così importante, perché è la voce di Roma e dobbiamo fare in modo insieme di portare e convincere Orazio Schillaci a portare nelle riunioni dei ministri della salute questo tema, facendo valere la supremazia di questa straordinaria città. Grazie Presidente e grazie a voi. Grazie a lei. Messaggi assolutamente importanti e parole da cogliere e rimbalzare. Silvio Brusaferro, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Prego, professore. Bene, intanto buongiorno, grazie per questo invito, grazie al Presidente del Consiglio regionale, un saluto all'assessore Lanzarin, un saluto all'assessore comunale e un po' a tutti i presenti, le autorità, ai colleghi studiosi e soprattutto un grazie all'autrice, alla dottoressa Marchini che in qualche modo con la sua opera instancabile ormai da decenni ci racconta una storia importante che ha segnato in qualche modo le tracce di tutta Europa. L'ambasciatore Vattani e l'ambasciatrice Wolf hanno in qualche modo già tratteggiato molti dei contenuti. Io sono un professore di sanità pubblica che ha avuto l'avventura di fare il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità durante un periodo storico, tra virgolette lo metto, no? Quindi particolarmente complesso e che ha portato in evidenza tutta la storia della sanità pubblica. E in realtà io credo che noi dobbiamo essere in qualche modo orgogliosi, lo dico da professore di sanità pubblica, perché la sanità pubblica moderna nasce nella Serenissima. E la sanità pubblica moderna è fatta di sanità, perché è un aspetto molto importante, ma in realtà è fatta da un qualcosa di più. L'ambasciatore Vattani l'ha centrato esattamente, è lo sforzo di una comunità per promuovere la propria salute. Perché poi accanto al Lazzaretto, la Serenissima aveva tutta una serie di altre iniziative, dalle acque potabili alle fognature, a come gestire tutta una serie di... addirittura gli annegati, no? quello che oggi chiameremo 118 sostanzialmente, o più correttamente 112 se vogliamo essere assolutamente attuali. Però in realtà è uno sforzo generale della comunità che identificava un grande assioma che è tornato assolutamente attuale durante la pandemia. Se vogliamo far crescere il benessere delle nostre comunità, necessita la salute, ovvero senza salute non c'è neanche crescita economica. Ecco, questo è un grande portato e credo che l'ambasciatrice Pavan-Wolf lo abbia colto e credo fa particolarmente piacere sapere che il Consiglio d'Europa a questo pone attenzione, perché in realtà questo luogo, questa storia che poi la professoressa ci racconta, no, nei suoi libri, è una storia molto attuale. È una storia che tecnicamente noi oggi chiamiamo NPI, no? In anglosassone, Non Pharmaceutical Intervention, che è un nome molto altisonante, però di fatto sono le misure che hanno inventato i veneziani nel 400. Poi è chiaro che le chiamiamo, le articoliamo, le decliniamo secondo la modernità, ma questo è estremamente importante. Lo sforzo della comunità credo è una cosa che io volevo segnalare, perché quello è uno sforzo che anche oggi tocchiamo, e tocchiamo rispetto ad altre sfide, che è il cambiamento climatico, che è tutta la sostenibilità. Siamo di fronte a un cambiamento epocale che abbiamo censito, no, Presidente, durante la pandemia, ma oggi lo stiamo vivendo, ce lo dicevamo, no? Cambierà. E in realtà oggi siamo nel mezzo del cambiamento e siamo tutti chiamati a fare questo sforzo per promuovere la salute. L'altro elemento molto importante è stato centrato da molti, e io non posso che ribadirlo, è il concetto di, io andrei oltre il locale, c'era un termine tempo fa che veniva più usato, era il glocale, no? Il fatto che devi contemperare la specificità, il fatto questo insieme di isole, no, al tempo, con una visione che al tempo era globale, sostanzialmente, fondamentalmente la rete, no, della Serenissima al tempo copriva il mondo conosciuto, sostanzialmente, arrivando fino alla Cina. Bene, in realtà quello che oggi sappiamo è che dobbiamo lavorare assieme. Questo credo che Venezia, proprio per questa sua storia, e qui rafforzo e colgo e sposo completamente lo spirito, no, dei nostri ambasciatori e della nostra ambasciatrice, che dicono in realtà questo è un esempio per ricordare a tutti noi che al di là dei legittimi interessi, delle
giuste identità che insomma vengono declinate a livello locale, nazionale, però in realtà se vogliamo crescere dobbiamo crescere assieme e non possiamo pensare che la salute non la tuteliamo tutti assieme. Allora, questa è una delle ragioni per cui trovate il logo dell'istituto, oltre alla mia passione, come capite, per questo elemento, e anche il mio essere parte di queste terre. Io sono nato e cresciuto, sono un professore dell'Università di Udine, quindi tra virgolette sono fortemente radicato in questo contesto, ma sono anche radicato nel mondo, nel nostro orgoglioso di essere italiano e anche orgoglioso di far parte dell'Unione Europea, ma anche di essere cittadino del mondo. Ecco, questo insieme credo che è tipico anche dell'esperienza della Serenissima, che lo dobbiamo declinare per la salute è assolutamente essenziale. E credo che la conclusione, quindi qui trovate il nostro logo per dire ci siamo, riteniamo, è un patrimonio del nostro paese, è un patrimonio delle nostre comunità, deve diventare un patrimonio del mondo, ma ci è riconosciuta perché molte riviste scientifiche internazionali hanno riportato in maniera molto evidente questo elemento. Va certamente potenziato, ma va soprattutto guardato in prospettiva. E qui chiudo la mia riflessione. Questo evento importantissimo, che sono molto curioso poi di andare a visitare, e per il quale siamo veramente grati alla professoressa, è anche un segno di tanti partecipanti che lo promuovono. Ecco, questo è un passaggio importante. Questi eventi vanno costruiti assieme, vanno potenziati. È importante che una comunità rappresentata dal Consiglio regionale lo veicoli come promotrice, però è altrettanto importante che ci sia un panel ampio di attori che lo sostiene e lavora insieme. E perché proprio questa è la base per costruire il futuro, per costruire quello che speriamo tra qualche decennio, qualche centinaio di anni, ricorderanno i nostri futuri eredi, dicendo, beh, anche a quel tempo c'era una comunità di scienziati, di politici, di cittadini, di imprenditori, di amministratori che era molto attenta alla salute e che ha creato le condizioni perché si possa sviluppare il benessere. Quello credo sia un po' l'ambizione che dobbiamo avere, certamente quella che io personalmente, che esprimo anche a nome dell'istituto, ma mi pare di cogliere che in quest'Aula, in questo momento, questa ambizione si coglie molto chiaramente. Grazie per l'invito. Grazie infinite, parole squisite, ma per chi non l'avesse mai fatto, all'ospedale Santi Giovanni e Paolo c'è un museo di quello che appunto era la gestione della Serenissima Sanità, che è splendido da vedere, che è una cosa che consiglio a tutti di vedere, che però io, andando a casa della professoressa Elena Vanzan-Marchini, ho trovato in parte, perché è una collezione personale di documenti, di parti, di appunto il primo Green Pass della storia, me lo ha mostrato lei appunto a casa sua, che è incredibile, quindi è un'appassionata, è una delle persone più preparate nella storia della sanità che io conosca e sicuramente grande estimatrice della città in cui vive. Professoressa, prego. Ecco, ringrazio tutti voi delle bellissime parole, della bella presentazione. E devo dire che è l'anniversario del Lazzaretto, ma in un certo senso è un anniversario anche della collana di fonti della storia della sanità, che da più di 30 anni coordino e che è collana di fonti per la storia della sanità del Veneto. Voi vedete nell'ultima bacheca ci sono alcune delle pubblicazioni, molte, una buona parte di esse è dedicata appunto ai 5 volumi di leggi della Serenissima per la tutela della sanità, cioè le leggi del Magistrato della Sanità, ma anche dei consigli maggiori, e alcuni volumi sono dedicati appunto alla nascita dei lazzaretti veneziani e dei lazzaretti che i veneziani hanno creato in tutto il bacino del Mediterraneo e nei loro domini. Però mi corre l'obbligo di ringraziare prima di tutto il presidente Ciambetti, perché diciamo che è stato lui a stimolarmi anche a cimentarmi con questa opera, che non è affatto facile, perché è vero che da decenni io studio questi materiali. Ho cominciato appunto con la valorizzazione dell'ospedale civile e del suo patrimonio, l'ho inventariato io. Correva l'anno 1985 e poi avevo progettato appunto anche il museo e altre cose.
Ma quello che è importante è capire che questa mostra, che è una piccola ma grande mostra perché è all'arrivo di una lunga ricerca, è il frutto di una condivisione con queste istituzioni che voi vedete. Ecco perché io sono grata a Luisella Pavan-Wolf, all'ambasciatore Vattani, al presidente Brusaferro, al presidente Ciambetti, perché è il frutto di una condivisione. È una visione condivisa non solo dei Lazzaretti ma della città di Venezia, una città che è troppo usata e abusata per le sue pietre, per i suoi alberghi, per i suoi musei, ma che invece è il terminale di una grandissima civiltà sulla quale si è costruita anche la storia europea e internazionale. E questa occasione di questa mostra è proprio l'occasione per far cogliere questo spessore storico di questa città che non può essere ridotta a quello che è ridotta oggi, dalla incultura. E allora credo che questo sia un passo importante nella restituzione di questa cultura della città, che a partire dalla sanità, ma poi ci sono anche altri 1000 aspetti, ma a partire dalla sanità è fondamentale considerare che Venezia è stata un faro di civiltà. La mostra è stata costruita grazie anche all'apporto del personale tecnico della Regione. E qui mi corre l'obbligo di ringraziare, ma non solo Roberto Valente, Antonio Franzina, la dottoressa Lazzarini, ma anche Simone Boscaro e altri che hanno collaborato. Se voi adesso mi seguite, vedrete che ci sono impostazioni grafiche, c'è realizzazioni tecniche. La scelta qual è stata in un materiale così vasto? È stata quella di scegliere 3 filoni, una che è verticale, di pannelli che raccontano la storia dei primi Lazzaretti, dei Lazzaretti che sono cresciuti sul modello veneziano, sono pannelli chiari e verticali. Poi c'è un filone che è su fondo scuro e che è la mia collezione di documenti, di Green Pass. I Green Pass non si trovano negli archivi, o è difficile trovarli negli archivi, perché è come se fossero i nostri passaporti o i nostri Green Pass di oggi. Quindi è una collezione che io ho cercato di raccogliere e che espongo per prototipi e vi offro delle riflessioni da fare. Venezia ha usato la stampa per raccogliere le informazioni con questi passaporti sanitari che si chiamavano Fedi Sanità e per diramare le informazioni con dei proclami di sanità che sono appunto appesi sempre su fondo nero. Quindi questo è il filone, diciamo, della documentazione originaria che arriva poi a una chicca che è un manoscritto che mi è caro perché mi è stato donato da Alberta Iona, nipote di Giuseppe Iona, l'eroe ebreo che si è sacrificato per salvare o dare un messaggio alla comunità ebraica, e è un manoscritto che racconta di una contumacia di una nave dell'ultima spedizione veneziana a Tunisi, spedizione punitiva, e la nave Vittoria a un certo punto manifesta dei casi di epidemia. E Angelo Emo la fa tornare su e la fa mettere in contumacia a Porto Quieto, porto vicino a Capodistria, che veniva usato dai veneziani per le contumacie più delicate. E qui c'è tutta la relazione. È un documento che ha quindi un doppio valore simbolico, perché fu di Giuseppe Iona, che è nella nostra storia recente, ma che fu dell'ultima spedizione militare veneziana. E perché l'avevano fatta? Per motivi commerciali, perché volevano punire Tunisi perché aveva osato chiedere l'indennizzo per una nave veneziana che era stata distrutta nel lazzaretto di Malta perché era stata affittata da mercanti islamici che non avevano voluto andare a fare la contumacia in uno dei lazzaretti e a un certo punto, dopo aver vagato per il Mediterraneo, arrivano a Malta che brucia tutto. E allora gli islamici chiedono l'indennizzo ai veneziani. E i veneziani, che sono rimasti assolutamente al di fuori di tutti gli scontri bellici della fine del Settecento, lì però fanno la spedizione punitina. E quindi finisco perché la
lo sviluppo sostenibile dei veneziani si misurava sulla prevenzione, si misurava sulle contumacie, si misurava sull'abbattimento del rischio che era comportato dai traffici. Ma i traffici erano il motivo di sviluppo e di vita dei veneziani. Ecco quindi che vediamo che il circolo si chiude. Il primo lazzaretto della storia è creato per appunto cercare di circoscrivere l'epidemia e di rispondere all'emergenza. Il secondo lazzaretto, 20 anni dopo, è fatto per prevenire, o meglio, per creare un luogo di contumacia per chi è guarito o per chi ha avuto contatto con gli infetti, e nasce la sanità moderna. Ma l'altra lezione che non mi stancherò mai di indicare come lezione eccezionale, i veneziani creano prima i 2 lazzaretti, vedono se funzionano e creano poi l'istituzione, il magistrato alla sanità, che dovrà organizzarli e che dovrà creare tutto il compendio di leggi che gestirà prevenzione, cura, gestione dell'emergenza. Ecco quindi i mercanti veneziani volevano spendere nelle istituzioni, ma volevano prima vedere qual era la via da indicare. E adesso, se volete, rapidamente vi indico la via dell'esposizione. Grazie. Professoressa, grazie infinite. Ricordo la mostra apre oggi, si chiude il 30 di novembre e ricordo anche l'appuntamento appunto per l'ultimo libro della professoressa Vanzan Marchini il 20 di settembre in Biblioteca Marciana, La Nave dei Foli. Buona